C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ultima puntata di Centro Anch'io la dedichiamo a personaggi un po' negativi, prepotenti e imbroglioni. Prepotenze, imbrogliù, ifenesa, culbisù. Giorgio, libero professionista, di nuovo a Centro Anch'io, ci fa piacere di trovarti. Insomma, c'è questo oggi, si parla di prepotenti e imbroglioni, quindi insomma, speriamo che non ti tocchi personalmente questo, ecco. Prepotenza imbrogliù, ifenesa, culbisù. Cosa sono sti culbisù? Gambe all'aria. Conosci prepotenti imbroglioni o nella tua ristretta cerchia di amicizie, magari in modo un po' più largo, che vengono in qualche modo puniti per i loro comportamenti che finiscono a capitomboli? Ogni tanto capita, il rischio c'è, insomma. Quando non ci si comporta adeguatamente, il rischio è quello. Non sempre gli imbroglioni in Italia vengono promossi a incarichi di maggiore importanza, insomma. No. A volte vengono anche smascherati. Pierangelo è tornato a trovarci, giovane, simpatico, sposato, mi pare tu ci dicesti nell'ultimo. Quanti hai bambini, ragazzi? 2 bambine, Letizia e Livia. Che salutiamo. Che salutiamo, esatto, salutiamo bene. Brave. Sì, sì, ma sono bravissime. Agli occhi di mamma e papà sono sempre brave. Vediamo se sei bravo pure tu, caro Pierangelo, perché qui, ecco, c'è questo. Dai, prova ad applicarti e dacci soddisfazione. Prepotenza imbrogliù, ifenes a culbisù. Sì, dai, quindi dai. Sì, prepotenti e imbroglioni finiscono a culo bisoni. Ruzzoloni, ruzzoloni. Tu in che categoria ti poni? Tra i prepotenti o tra gli imbroglioni? Secondo me che finisco sempre qui il bisumè, di solito. Pur non essendo né prepotente né imbroglione. Però no, dai, prepotente no, imbroglione no. Non mi ci vedo in questa categoria. Ci mancherebbe altro, voglio dire. Però secondo te questi prepotenti imbroglioni, anche con le tue esperienze personali, professionali, vengono smascherati, vengono in qualche modo riconosciuti, puniti? C'è un detto che si dice che di solito Dio è giusto ma è pigro nei suoi tempi, quindi ad oggi non viene mantenuto, ma si sa mai che col tempo verrà mantenuta questo detto. Non potevamo non invitare nuovamente davanti alle nostre telecamere la signora Valentina, perché con questi occhi, quanti uomini hanno stregato questi occhi, Valentina? Non ne ho idea. A me ne basta uno. Lei, Valentina, ovviamente si scherza sempre, insomma. Di che si occupa Valentina? Insegno lingua inglese alle scuole superiori. Beh, allora qua bisogna salutare gli studenti, Good afternoon. Avete capito che va detto? Ha detto buon appetito, no? L'ho capito pure io. Quasi, ci siamo Bravi. quasi. Sono bravi sti ragazzi? Ma sì. Ce la stanno mettendo tutta. Talmente balordo, particolare, insomma, bisogna investire tanto in energie, in risorse, in competenza, in novità. Certamente, sì. Servono proprio tante energie. E invece quello che non serve, anzi quelli che non servono, sono i prepotenti e gli imbroglioni. Prepotenza, imbrogliù, ifenesa, culbisù, cara Valentina. Culbisù non è un termine inglese, ovviamente. Direi no, non di origine quantomeno. Faremo un'indagine. Che significa secondo te? Che prepotenti e imbroglioni finiscono, diciamo, come si dice qui, a ruzzoloni, ecco, sì. Vengono in qualche modo smascherati, riconosciuti e puniti? Possiamo sperarlo. Prepotenza, imbrogliù, ifenesa, culbisù. Prepotenti e imbroglioni finiscono a ruzzoloni. Questa che cos'è? Con la speranza di una rivalsa palingenetica si consolano le povere vittime di soprusi e prepotenze. Bene, questa è la 30ª e ultima puntata del nostro Centro Anch'io, di questa edizione. Torneremo presto con altre rubriche della cucina, del dialetto, il nostro Centro Anch'io o qualsiasi altra cosa che racconta la brescianità. Grazie a tutti voi che ci avete fedelmente seguito in queste 30 puntate, alle nostre direttrici Nunzia Vallini e Maddalena Damini, la regia di Emanuele Carpella, e basta così. Arrivederci, a presto, sempre qui su Teletutto. Ciao! C'entro anch'io.